Smascherati dai carabinieri a Santo Stefano di Camastra due falsi ciechi che hanno percepito indebitamente dall'INPS in totale 125.000 euro circa. Sono stati denunciati per truffa alla procura di Patti, come pure i 13 medici che, con ruoli e funzioni diverse, avevano attestato l'invalidità inesistente. 12 dei professionisti, oltre che di truffa, devono rispondere di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. E a uno di loro viene contestato pure il reato di falsa perizia. I due truffatori, uno di 79 e l'altro di 67 anni, avevano ottenuto la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento nel 2008 e nel 2009. I militari, coordinati dal sostituto procuratore Luca Melis, hanno ripreso e fotografato i due anziani mentre camminavano per strada senza assistenza, evitando ogni sorta di ostacolo, quali vetture in sosta o altri pedoni, mentre facevano la spesa al supermercato, scegliendo dagli scaffali la merce senza bisogno di aiuto. Il più anziano è stato pure ripreso mentre parcheggiava l'auto con grande precisione e mentre potava un alberello ornamentale. L'altro portava a spasso il proprio cane ed era lui a condurre l'animale, non viceversa, come ci si sarebbe aspettato. Sull'ordine del GIP di Patti, Maria Scolaro, sono stati sequestrati libretti postali di risparmio, beni immobili e terreni intestati ai due falsi ciechi, a copertura della restituzione delle somme frodate all'INPS.